E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, la notizia di queste ore per chiunque voglia stare ostinatamente nella cronaca è ovviamente l'assoluzione di Matteo Salvini nella vicenda che non avrebbe neanche dovuto iniziare, come giustamente ha detto l'avvocato Bongiorno, Open Arms, assoluzione definitiva in Cassazione che rende insussistente il presunto fatto giuridico derivante da una legittima scelta politica in tema di gestione dei flussi migratori. Invece, diciamo, la notizia che invece imperversava nella bolla mainstream progressista e per molti versi imperversa tuttora è quella ferita, quello sfregio inaccettabile alla democrazia per cui due aziende editoriali private rischiano addirittura di passare di mano, di essere oggetto di una compravendita, come se noi vivessimo in addirittura in una società di libero mercato, diciamo, e non teleguidata da un politburo a sua volta teleguidato da loro signori. Ci riferiamo ovviamente allo psicodramma costruito attorno alla trattativa tra il gruppo del CAN e i potenziali compratori di Repubblica e della Stampa. In particolare sulla Stampa, in questi giorni è andato in scena uno psicodramma al quadrato, perché l'armatore greco, magnate, anche e soprattutto radiotelevisivo interessato a Repubblica, non sarebbe interessato ad acquistare la Stampa, e non c'è verso di interessarlo, è incredibile, ma reputa di agire come ritiene. Ci sono ipotesi di varie cordate, ma alla Stampa sono parecchio risentiti, no? Che il CAN li ha trattati come la Juventus, no? Che ha definito incedibile per la storia e i nostri valori, facendo anche volontariamente comico video con la maglietta, la felpa della Juve, ma insomma chiarendo che è un asset non cedibile. La Stampa per il CAN è un asset cedibile, e fatevene una ragione, qui siamo tutto meno che fan di El CAN, ma è nel suo diritto, essendo il proprietario. Psicodramma totale, perché la Stampa ci hanno detto, ci hanno inondato di comunicati del CDR, i colleghi in questi giorni, è un presidio irrinunciabile di democrazia, è un patrimonio della libertà di stampa, della libertà di informazione del paese, addirittura custode dei valori costituzionali, si è letto in un comunicato. Però capiamo che in momenti critici può un po' scappare la frizione retorica. Comunque è un irrinunciabile presidio per la libertà di informazione, e va benissimo. Tra l'altro, storicamente la Stampa ovviamente è una testata che ha un ruolo nella storia italiana, e quindi oggi ci è venuto in mente di andare a vedere come questo organo di libera informazione tratta la notizia di queste ore, diciamo, che noi testardamente continuiamo a ritenere tale, cioè la soluzione di Matteo Salvini. Siamo andati allora a vedere la prima pagina di questo giornale, da cui prendiamo lezioni di giornalismo e di libertà di informazione, e pur dotandoci di microscopio di ultima generazione, non abbiamo trovato un titolo sul fatto che il vice premier, attuale ministro dei trasporti, allora ministro dell'interno del governo giallo-verde, sia stato assolto in Cassazione per un caso che i giornaloni, Stampa in primis, hanno montato per anni. Abbiamo trovato altri titoli in prima sulla Stampa. L'esposizione Arte, corrida e comunismo, il Novecento di Picasso, un tema interessantissimo per carità, ma non esattamente di stretta attualità. Poi abbiamo trovato Lavezzi, i risotti di Vanoni, con Bertè, amore e delirio, come dire, temi di cui si sentiva il bisogno proprio oggi nello specifico. Poi c'è la mostra sul campione del Toro, il grande Meroni ovviamente, Maria Meroni e Tilly Romero, quell'amicizia nata dal dolore. Va benissimo, ma come dire, reputiamo che la soluzione di Salvini aveva almeno pari dignità di notizia, eppure scorriamo giù nella pagina e non la troviamo neanche giù. Troviamo Occhiuto pronto per Forza Italia, come dire, che va benissimo, ma
ci risulta un tema affrontabile, come dire, anche domani magari. C'è poi il fatto morosi nei condomini, paga chi in regola, che sicuramente è un tema per chi qualunque italiano vive nei condomini, però insomma diciamo che nella gerarchia delle notizie la soluzione di Salvini per Open Arms non trova neanche un richiamino, una brevina, un accenno vaghissimo in prima pagina. E per trovarla bisogna andare a pagina 19 della Stampa, dotarsi di suddetto, no scusate, a pagina 22 della Stampa, ero stato troppo ottimista, dotarsi di suddetto microscopio, e c'è un boxino dove purtroppo bisogna scriverlo, si usano i caratteri come dire, meno visibili possibili. Open Arms, soluzione definitiva per Salvini. Va benissimo tutto, ovviamente ogni testata è sovrana, ovviamente i temi da trattare, la gerarchia delle notizie di insindacabile decisione del direttore della redazione, però per favore scendiamo dalla retorica per cui sia un tempio della libertà di informazione tout court. Stiamo parlando di una testata storica importante che ha come tutti un suo sguardo, che come tutti uno sguardo orientato, che nel suo ultimo periodo ha legittimamente reputato di dare sponda culturale a un certo mainstream wokista, buonista, progressista in modo frainteso, che va per la maggiore nel dibattito culturale, e oggi ha reputato sì di nascondere la notizia della soluzione di Salvini, perché pagina 22 in un box la soluzione del vice premier su una vicenda che dura da 6 anni e che ha interessato tutto il paese, anche spaccato le tifoserie. Metterlo a pagina 22 in un box vuol dire nascondere la notizia. Va benissimo, ma per favore le prediche sulla libertà di informazione anche no. Grazie a tutti, vi aspetto stasera.